Prima giornata di voto per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. In Veneto sono chiamati alle urne oltre 1.600.000 cittadini per eleggere i presidenti delle 3 province di Padova, Casarin e Frigo al ballottaggio, Verona, sfida tra Mosele e Franchetto, e Belluno, testa a testa tra Reolon e Pra. Ballottaggio anche per eleggere 18 sindaci. Si vota a Cavarzere, Portogruaro, Scorzè e Spinea nel Veneziano, a Monselice, Piove di Sacco e Selvazzano in provincia di Padova, a Paese e Vittorio Veneto nel Trevigiano, ad Arzignano, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore, Schio e Valdagno in provincia di Vicenza, a Negrar, San Bonifacio, Villafranca e Cazzano di Tramigna nel Veronese. Domani, domenica, i seggi riapriranno alle 7. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 22. Ricordiamo che gli elettori devono recarsi al seggio con un documento di identificazione e con la tessera elettorale personale. Chi l'avesse smarrita può chiedere il duplicato agli uffici comunali. Buonasera, terza edizione del telegiornale del Veneto. Incidenti stradali, ha perso la vita Marcello Castriciano, percussionista, 27 anni, siciliano da tempo residente a Vicenza, piuttosto noto nel panorama musicale italiano. Aveva lavorato anche con Carmen Consoli e Franco Battiato. Stava rientrando a casa a Vicenza da Schio, dove aveva tenuto un concerto. Sulla strada Pasubio l'impatto frontale con un'altra vettura condotta da una guardia giurata di 53 anni, rimasta lievemente ferita. E a Verona è ancora ricercato dalla polizia il conducente del camion che senza fermarsi ha travolto e ucciso un giovane. Valentino Marchetto aveva 29 anni e faceva l'elettricista. Viveva a Zimella, nell'est veronese. È l'ultima vittima dei pirati della strada nel Veneto. Ieri sera aveva cenato con gli amici della squadra di calcio, una serata passata in allegria per festeggiare la fine della stagione agonistica e l'arrivo di quella delle vacanze. Dopo le 2 aveva preso la sua Peugeot 106 e aveva imboccato la 4 in direzione Verona, quando all'altezza di San Giovanni Lupatoto, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, improvvisamente l'auto si blocca, forse perché è senza benzina. Valentino si ferma sulla corsia di emergenza cercando di capire cosa poter fare a quell'ora della notte. Mentre scende dall'auto per andare verso la colonnina di soccorso, viene travolto da un camion che arriva in velocità e che forse non lo ha visto. Di certo non si è fermato, anche se l'autista non può non essersi accorto dell'impatto, visto che, oltre a travolgere il giovane, ha investito anche la sua Peugeot. La vittima era sposata da 2 anni, senza figli. La polizia stradale è adesso alla ricerca dell'autista che è scappato dopo aver ucciso il giovane veronese. Per lui l'accusa è di omicidio, omissione di soccorso e fuga. Il maltempo delle ultime ore, anche se ha causato dei fenomeni localmente intensi con grandinate e altre cose, è da ritenersi fondamentalmente normale per il periodo, specialmente in circostanze come questa in cui abbiamo avuto un temporaneo afflusso di aria più fresca in quota che nei bassi strati ha trovato dell'aria un po' più calda e quindi ha avuto un po' di instabilità. Dopo il maltempo delle ultime ore avremo nei prossimi giorni un po' di bel tempo. Un po' di bel tempo associato ad un aumento delle temperature che comunque non sarà molto superiore alla norma, tant'è che raggiungeremo valori di poco superiori ai 30 gradi. Dal lunedì sera ci aspettiamo un nuovo moderato peggioramento a partire dai monti con delle attese precipitazioni. Martedì ci aspetteremo, penso, dei temporali nuovi, anche se, ripeto, non probabilmente così estesi come li abbiamo avuti nelle ultime ore. Da una parte l'Università Ca' Foscari e l'obiettivo perseguito da sempre, formare generazioni di professionisti. Dall'altra la sfida di Umana, agenzia per il lavoro temporaneo, quartier generale a Marghera e 65 filiali in Italia. Ascoltare le esigenze degli imprenditori del mercato e occuparsi dei diritti di chi lavora. Queste le finalità e l'obiettivo di un accordo di programma sottoscritto tra Ca' Foscari e Umana. Al via la seconda edizione del Master in Diritto del Lavoro, unico in Veneto. È un'iniziativa particolarmente importante che copre un vuoto culturale, di formazione professionale, di specializzazione
nelle materie attinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali. E da questa esperienza nasceranno figure di carattere giuridico, ma con un profilo legato alle relazioni industriali e alla gestione del personale, figure indispensabili al sistema nord-est. Il viale danze a mezzogiorno sotto un sole impietoso che non scoraggia le coppie di ballerini decise ad affrontare, costi quel che costi, la maratona di 24 ore di tango. Piazzetta davanti al Pedrocchi, maniche di camicia o maglietta per lui, scollature e occhiali da sole per lei, un'aggiustatina ai tacchi, sguardi ammirati dei curiosi, giuria e spettatori comodamente all'ombra. Per partecipare alla manifestazione che apre la 5ª edizione del Festival Padova Tango, i ballerini sono arrivati da tutte le parti d'Italia e dall'estero. A mezzanotte, giunti a metà maratona, l'esibizione di 2 delle star del festival, i ballerini Lucilla Cionci e Roberto Reis, per proseguire poi fino al giorno dopo, nella lunga notte di tango, irresistibile tentazione che induce anche chi non è in gara ad accennare qualche passo. Ed ora un'occhiata al tempo che farà domani, vediamo le elaborazioni del meteo. In quota sulla nostra regione sono presenti venti nord-occidentali che durante le ore più calde porteranno alla moderata instabilità. La mattinata di domani sarà per lo più soleggiata con poche nubi medio-alte a carattere sparso. Durante il pomeriggio e in serata è atteso un incremento delle nubi cumuliformi che in prossimità dei rilievi potranno portare a brevi e locali acquazzoni. Ecco il tempo che farà domani sulle nostre province. Minime della notte comprese tra 16 e 19 gradi, le massime tra 24 e 31 gradi. È tutto, grazie per aver scelto il Telegiornale del Veneto e ancora buonanotte.